Intervento a tutto campo quello del Premier Matteo Renzi alla presentazione del bilancio del gruppo Danieli. Una visita agli stabilimenti di Buttrio accompagnato dalla Presidente del Friuli Venezia Giulia, Deborah Serracchiani. Occasione per fare il punto dello stato del Paese e insieme sottolineare il ruolo e lavoro di Danieli nel mondo. Oggi che l'Italia riparte, io sono qui innanzitutto per dire grazie a chi non si è mai fermato. E in questo senso vorrei omaggiare la professionalità delle donne e degli uomini di Danieli che ho incontrato in questi primi 20 mesi da Presidente del Consiglio in giro per il mondo. Perché ho visto delle donne e degli uomini che ci rendono orgogliosi per capacità di innovazione, per capacità di risolvere i problemi, per relazioni con i governi locali, ci rendono orgogliosi di ciò che l'Italia è. Riqualificazione e riduzione della spesa pubblica, cuneo fiscale, costo e flessibilità del lavoro, merito. Qui c'è il Jobs Act e la riduzione delle tasse. Sto leggendo sui giornali la discussione se abbassare le tasse sia di destra o di sinistra. Io dico, ma soltanto noi siamo in grado di fare queste discussioni. Cioè, abbassare le tasse è giusto, tutto. Poi, cercheremo di abbassarle, quelli di sinistra cercheranno di abbassarle, chi vince le elezioni vince le elezioni. Con la nuova legge elettorale fortunatamente avremo qualcuno che vincerà le elezioni, perché tutti, con la legge di prima le vincevano sempre tutti. Voi aprivate il telegiornale, chi ha vinto le elezioni? Tutti. Non perde mai nessuno in Italia. Con la prossima legge elettorale, con il prossimo voto nel febbraio 2018, almeno la sera stessa saprete chi ha vinto e chi ha perso. Se perdo io vado anche a casa, per cui avete l'occasione, c'è il jolly da giocare. Ma fino al 2018, anziché parlare di legge elettorale, di discussione di quale valore ideologico, iniziamo a dire 80 euro in busta paga sono una riduzione della pressione fiscale per chi sta sotto i 1500 euro. Andata. L'IRAP costo del lavoro, che spero abbia impattato anche sui costi della Danieli oltre che degli altri, è stato un primo elemento molto importante. Quest'anno IMU e Tasi prima casa, IMU imbullonati, IRAP agricola e IMU agricola, il prossimo anno l'IRES e poi gli scaglioni IRPEF. Il vero problema è che in Italia si è perso la fiducia per il futuro e questo non c'è nessun governo che te la restituisce. Si è perso l'idea che il futuro potesse essere una cosa meravigliosa, affascinante, bella. Si è persa l'idea che noi fossimo un grande paese destinato ad avere un domani. Siamo in un periodo in cui ci stanno davanti a noi 2 anni senza elezioni, senza nient'altro. In questi 2 anni pensiamo al bene comune. Lo avete fatto voi con una vostra azienda controllata, facendo un investimento da 300, quanti milioni sono quelli che andiamo a 330? 330 milioni, andiamo a pigiare il bottoncino, noi abbiamo pigiato un bottoncino, la Danieli ha staccato una segnucciolo da 330 milioni per continuare a investire in Italia, vi siamo grati anche per questo, perché non è facile, non era facile, non era scontato, ma mentre facciamo questo lavoro, mentre pigiamo questo bottoncino, vi prego ciascuno di noi inizi a guardare o torni a guardare il proprio paese con lo stesso entusiasmo con cui lo hanno guardato i nostri genitori e i nostri nonni. Quando c'erano le macerie si sono tirati sulle maniche e hanno costruito un paese che è diventato un punto di riferimento nel mondo. Io non ne posso più di quelli che costantemente vedono soltanto le cose che vanno male. Le cose che vanno male vanno cambiate, ma poi tutti insieme, vi prego, dotiamoci gli uni altri del coraggio di dire che l'Italia, che è un paese meraviglioso, se fa finalmente le riforme che deve fare, può tornare a essere leader nel mondo. La Danieli, da questo punto di vista, è un emblema, è un simbolo e credo che molto di questo risultato venga anche dalla straordinaria forza e passione di ciascuno di voi. Per cui, caro ingegnere, grazie di cuore, buon lavoro, buon momento.